Più veloce al via è Duchessa Griff, che conquista in breve il comando nei confronti di Dawson dei Greppi. Percorsi esterni di J Bar, (14,5 per i 200 iniziali). Arriva DJ Bar e in breve ottiene strada. In meno di 400 metri dunque il netto favorito, in vantaggio su Duchessa Griff e Dawson dei Greppi. In coda segue Deep Purple Griff, se ne vanno i primi 600 di gara intanto, dell'ordine del 45,5. DJ Bar leader al completamento del mezzo miglio. Seconda posizione per Duchessa Griff. Dawson dei Greppi. Esce Darby Wise L, che avanza gradualmente e dopo 1 chilometro in 1,17,3 cerca di avvicinare il battistrada DJ Bar. Lo segue nell'azione Dylan Chris, mentre in coda rimane Deep Purple Griff. Parziale in 14,9 davanti alle tribune, con DJ che continua a guidare. Si impegna Darby Wise al suo esterno lungo la corda Duchessa Griff. Questi tre prendono un po' di vantaggio al resto dei rivali. Allunga decisamente ora DJ Bar, che spara un 14,2 e affronta al comando l'ultima curva. All'esterno generosamente ancora Darby Wise, mentre lungo la corda è Duchessa Griff, completamento della curva, ingresso addirittura con DJ Bar, che nel finale allunga ancora per chiudere netto vincitore. Finisce molto bene Darby Wise, che è seconda, mentre per il terzo Duchessa Griff precede il resto dei concorrenti. 1,14,9, ma con 28,5 di là, 29,3 per gli ultimi 400. Il favorito DJ Bar, Antonio Di Nardo in sediolo, vince facile. E sono così 4 praticamente le corse che vedono il battistrada vincitore sul traguardo, anche se DJ Bar è passato dopo un po', ha controllato agevolmente fin sul traguardo. Il favorito di Antonio Di Nardo è Gennaro Casillo, che vince davvero molto facilmente su un valido Darby Wise L. Andiamo a rivedere le battute finali. Vittoria nettissima sul traguardo per DJ Bar, Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, per conto del signor Gianluca Morghese.